Pomponi che vi parla dal Pala Verde di Treviso, 11ª giornata di andata del campionato di basket di Serie 1. Di fronte la prima contro la seconda, vale a dire Benetton Treviso, maglia verde, campione d'Italia in carica, scudetto sul petto, e Euro Roseto, maglia bianca. Ednein, azione di tiro, sbaglia, il rimbalzo di Radosevic. Nel quintetto dell'Euro Filmelillo ha schierato Rannicco, Moltedo, Radosevic, Faardo e Ben Davis. Treviso risponde con Edney, Langdon, Pittis, Nicola e Marconato. Radosevic in possesso di palla. La novità dell'Euro è che c'è in panchina Rodney Morro. Radosevic penetra, canestro buono, tiro libero aggiuntivo per Miroslav Radosevic. Il fallo della difesa della Benetton e di Trajan Langdon, tiro libero aggiuntivo per Radosevic. Dunque il coach della Benetton è Ettore Messina. Gli arbitri sono Tola di Viterbo, Loguzzo di Pisa e Seghetti di Livorno. Un tiro libero aggiuntivo per lo jugoslavo Miroslav Radosevic. 9 minuti e 26 al termine del primo quarto, 3-0 Euro, 3 punti di Radosevic. La novità del quintetto è lui al posto di Milic. Milic che è tornato appena 48 ore prima di questo match dagli impegni con la nazionale slovena. Langdon servito da Pittis, ancora una potenziale azione da 3 punti, questa volta il fallo è di Radosevic, si invertono le parti. Radosevic su Langdon, tiro libero aggiuntivo per Trajan Langdon, che aveva commesso fallo nell'azione precedente su Radosevic. I due si marcano a vicenda e si sono già concessi l'opportunità di un 2+1. Ce n'è per 3 dunque anche per Trajan Langdon, che va a realizzare e impatta. 3-3 il punteggio, 3 punti Radosevic, 3 punti Langdon, entrambi con un gioco da 3 punti. 9 minuti e 10 al termine del primo quarto. Rannicco, Radosevic esce bene da un blocco, va al tiro da 3, Miroslav Radosevic, che impatto sulla gara per il giocatore jugoslavo. 6 punti di Radosevic, 6 punti per l'Euro, 3 per la Benetton. Nicola per Langdon, trova un varco Langdon, la stoppata di Davis, recupera ancora di Langdon. Nicola, spalle a canestro, riceve Marconato, vuole lavorare 1 contro 1 con Davis, il passo d'incrocio, l'appoggio al vetro, a segno Marconato. Primi 2 punti per Denis Marconato, 5 Benetton, 6 Euro Roseto il punteggio. Radosevic, pallone per Rannicco, sul quale difende Tyus Edney, va al tiro da 3, Rannicco, 5 Benetton, 9 Euro, tripla di Teemu Rannicco. Primi 3 punti anche per Teemu, più 4 Euro. 8 minuti e 16, fallo della difesa biancazzurra, il fallo del numero 10 Fajardo su Nicola. Primo fallo per Fajardo, secondo di squadra per l'Euro. Un fallo di squadra fin qui commesso dalla Benetton. 8 minuti e 16 al termine del primo quarto. Dalla media va al tiro Marconato, timbra ancora il cartellino. 9-7 il punteggio, quarto punto personale di Marconato. Sicuramente tra i giocatori più positivi della Benetton in questo avvio di stagione. Formazione di Messina ha un parziale di 9-1, un record di 9-1 in campionato. Moltedo fa bene il movimento ma sbaglia il tiro, poi riconquista il rimbalzo Moltedo, riesce a servire Rannicco, ancora 19 secondi per chiudere questa azione offensiva. Lo schema Kaurna, chiamato dal giocatore finlandese, portato in Italia proprio da Maurizio Gherardini. Fallo in attacco, ora fischiato a Diego Fajardo, è già il secondo fallo dell'Hidalgo Diego Fajardo da Tenerife. Secondo fallo per il giocatore con la maglia numero 10. Palla recuperata dalla Benetton. 7 minuti e 35 al termine del primo quarto, più 2 Euro, 7-9 il punteggio di questa sfida appassionante qui al Pala Verde di Treviso, che l'Euro ha curato nei minimi particolari con la grande mano di Filmelillo. Va a impattare Marcelo Nicola. Primi 2 punti per il giocatore argentino Marcelo Nicola. Perfetta parità, 7 minuti e 15 secondi dal termine del primo quarto. È già pronto sul cubo dei cambi Dan Callan per l'Euro, per i 2 falli di Fajardo. Fajardo che riceve schiena a canestro, vuole giocare l'1 contro 1, si muove benissimo Fajardo e va a realizzare ancora più 2 Euro con i primi 2 punti di Diego Fajardo. Ora quasi un recupero di palla da parte dell'Euro, palla che resta nelle mani di Edney, va al tiro Edney da 2 punti, con moltissima fortuna va a realizzare i primi 2 punti personali. Tyus Edney, primi 2 punti per lui, ancora parità, 11-11 il punteggio
quando restano da giocare 6 minuti e 40 nel corso del primo quarto. Penetra, scarica Rannicco, Davis, questi è Radosevic, spara da 3 Radosevic, corta la sua conclusione, rimbalzo di Riccardo Pittis che prova l'1 contro 1, scarica in angolo per Nicola, finta il tiro Nicola, va in penetrazione, subisce fallo da Davis, non buono il canestro di Marcelo Nicola. Si lamenta Messina, non è assolutamente d'accordo con la decisione degli arbitri, non buono il canestro di Marcelo Nicola. Si riprende con una rimessa in zona di attacco per la Benetton Treviso, se ne incarica il capitano Riccardo Pittis, ha già esaurito il bonus l'Euro Roseto. Quarto fallo di squadra, quello appena commesso da Davis, va al tiro Langdon, sbaglia, rimbalzo di Fajardo, 6 minuti 17 secondi a termine del primo quarto. Timu Rannicco in possesso di palla, la pronuncia dello speaker del Palaverde è Timu. Completamente sbagliato il tiro di Juan Manuel Moltedo, Pittis in transizione, antisportivo, fischiato a Moltedo che ha fatto 2 idiozie in una unica azione. Prima ha preso praticamente la traversa su un tiro sbagliato, poi ha commesso questo fallo antisportivo in lunetta Pittis, e poi ci sarà rimessa in zona di attacco per la Benetton. Doppio cambio, Callan ha rilevato Fajardo che ha 2 falli e Milic prende il posto di Moltedo. Pittis in lunetta, a segno con il primo Pittis, 12-11 il punteggio. Sbaglia il secondo, 1 su 2, un punto Pittis, 12-11 più 1 Benetton. Milic e Callan in campo nell'Euro, 5 minuti e 52 secondi. Langdon, grande l'assist di Edney per Pittis che al volo va a realizzare il terzo punto personale. 14 Benetton, 11 Euro Roseto, parziale di 5-0. Fallo di Pittis, ora è sempre molto plateale Pittis nelle sue proteste, e perché si chiama Pittis non prende mai un tecnico, di questo potete starne certi. Esageratamente plateale Riccardo Pittis in tutte le sue manifestazioni in campo, un immenso campione, anche un immenso nelle proteste. Milic in lunetta per 2 tiri liberi, 5 minuti e 34, cortissimo il primo tiro libero di Milic. Uno su 2, 14-12 il punteggio, primo punto per Marco Milic. Tyus Edney, sul quale sta difendendo fin qui bene Timu Rannicco. Sul raddoppio serve Pittis, Pittis gioca a schiena a canestro, penetra, scarica per Nicola, 2 palleggi, l'arresto, l'assist per Pittis, 3 secondi. Fischiati, se non sbaglio, a Denis Marconato. 2,11 m Marconato, giocatore che sulla carta dovrebbe essere indigesto a Benjamin Davis. Rannicco porta avanti palla, esce da un blocco e riceve Radosevic, va al tiro da 3 Miroslav Radosevic, sbaglia, il rimbalzo è di Pittis. Peccato, è riuscito molto bene dal blocco Miroslav Radosevic. 4 minuti e 59, meno 2 euro. Marconato, serve ancora Pittis, canestro buono, tiro libero aggiuntivo, il fallo è di Benjamin Davis, secondo fallo, ancora una disattenzione della difesa rosetana. È pronto un cambio nella Benetton Treviso, entra con il numero 10 Kresimir Lončar, centro croato di 2,10 m, esce Denis Marconato, tiro libero aggiuntivo per Pittis e fin qui a 5 punti all'attivo, diventano 6, segna anche dalla lunetta Pittis. 17-12, meno 5, massimo vantaggio della gara per la Benetton. Il massimo dell'Euro è stato più 4 dopo 2 minuti sul 5-9, dall'ora parziale di 8-3 per la formazione di Messina. Milic, il raddoppio di Pittis, Milic riesce a servire Davis che timbra il cartellino dalla sua mattonella preferita. 17-14, primi 2 punti per Benjamin Davis, opportunamente innescato da Marco Milic sull'aiuto.
4 minuti e 25. Edney cerca di far impazzire Rannicco, va in penetrazione, scarica un buon assist per Lonchar, forza passi di Lonchar, recupera palla Dan Callan, guida la transizione Radosevic in angolo per Rannicco, carica la tripla Teemu Rannicco, parità, punto e a capo con la seconda tripla di Rannicco, 6 punti per lui. Edney gli risponde immediatamente con un canestro da 2, 19-17, quarto punto personale per Tyus Edney, rapidissimo, letale Edney. Milic, ancora un fallo di Pittis, e il secondo fallo di Riccardo Pittis su Milic, che fa bene a prendere questa iniziativa a spalle al canestro. È fisicamente meno alto di Pittis, ma ha un fisico devastante Milic. Doppio cambio, escono Pittis e Langdon nella Benetton, entrano con il numero 9 Bulleri e con il numero 17 Dante Calabria. Ed è il momento di Rodney Monroe, a meno 3,47. Comincia la storia a Roseto di Rodney Monroe, a meno 3,47. Dalla fine del primo quarto è il momento di Rodney Monroe e di Alessandro Davoglio. Escono Radosevic e Rannicco, che ha un problema, ha rimediato un colpo e viene medicato da Matteo Fusco, un colpo al polso purtroppo per Teemu Rannicco. Monroe in angolo per Davis, penetra sulla linea di fondo, Davis pesta la linea di fondo, non buono il canestro, palla recuperata dalla Benetton. 3,39 termine del primo quarto, 19-17 il punteggio, più 2 Benetton Treviso. Si riprenderà con una rimessa nella metacampo difensiva della Benetton. Si provvede ora ad asciugare il parquet nel punto dove Nicola ha cercato lo sfondamento di Davis. Lo stesso Nicola che riceve la rimessa da parte di Lonchar e poi Edney, sul quale ora è incollato Alessandro Davoglio, che dovrà mettere pressione a Tyus Edney. Esordio anche di Davoglio, penetra e scarica Edney per Lonchar, la stoppata da dietro di Davis, recupera palla Lonchar ancora, poi c'è il fallo di Dan Callan, manderà in lunetta proprio il giocatore con la maglia numero 10 croato, 2,10 m, Krasimir Lonchar. A segno con il primo, 20° punto per la Benetton, primo punto per il giocatore croato. 2 su 2, 21-17, primi 2 punti per Lonchar. Davoglio porta avanti palla, Alessandro Davoglio, ex giocatore di Reggio Emilia e Varese, prelevato appena dopo la sosta, dopo la partita con Cantù dal presidente Amadio. Davoglio va al tiro da 3, la tripla di Alessandro Davoglio, 21-20. Roseto c'è, risponde presente con tutti, quarta tripla di questo primo quarto per l'Euro. 2 di Rannicco, 1 di Radosevic, 1 di Davoglio. Lonchar ancora a lavorare 1 contro 1, sbaglia la conclusione, rimbalzo di Davis, apertura per Davoglio, da questi a Milic. 2 minuti e 45 al termine del primo quarto. Milic tiene vivo il palleggio, serve Davoglio, schema corna per lui. Bulleri è su Monroe che riceve palla, un controllo difettoso, poi sfrutta il blocco di Callan, si arresta, va al tiro, corta la sua conclusione, rimbalzo di Lonchar, poi la palla vacante Milic è il più rapido ma sbaglia da sotto e il rimbalzo è di Calabria. La transizione della Benetton, non prende il tiro da 3 punti Nicola, poi cerca la penetrazione, scarica per Bulleri, da questi a Edney, 2 minuti e 10. Il tiro sbagliato di Edney, il rimbalzo è di Davoglio, l'assist è per Milic che vola, poi commette infrazione di passi. E c'è cambio e time out Melillo, mentre si profilava un doppio cambio, era pronto Fajardo se non sbaglio nell'Euro ed era pronto anche Marconato nella Benetton Treviso. Situazione a 2 minuti e 2 secondi dal termine del primo quarto, Benetton Treviso 21, Euro Roseto 20, la partita c'è dunque. Fin qui nei primi 7 minuti e 58 Roseto risponde presente con tutti i suoi effettivi, ha tirato molto bene dall'arco dei 6,25, ripetiamo 4 triple in 7 minuti, 2 con Rannicco, 1 con Radosevic, 1 con Davoglio, ha messo in campo già Monroe e Davoglio, praticamente 2 debuttanti
già in questo primo quarto sta pagando la situazione falli nella fattispecie con Diego Fajardo, ha di fatto esaurito il bonus dopo appena 3 minuti, mentre la Benetton a 2 minuti e 2 secondi dalla fine del primo quarto può ancora spendere un fallo senza mandare in lunetta i giocatori dell'Euro. Ma la partita c'è, questo è il dato più importante, più confortante. Ci sono anche i rosetani, non tanti come forse, nonostante la distanza, era lecito attendersi, perché pur sempre la sfida che Roseto da seconda va a portare alla formazione più forte probabilmente d'Europa, qual è in questo momento della sua storia sportiva la Benetton Treviso, non tanti come magari si poteva supporre, visto che oggi si celebra anche il debutto di Rodney Monroe con la maglia numero 5, protagonista di una grandissima settimana di allenamenti, e in tal proposito vanno fatti i complimenti non solo all'equipe del professor Porcellini, che ha operato 2 mesi fa Monroe alla spalla, ma anche al dottor Corradetti, medico sociale del Roseto, e al grande Matteo Fusco. Ora va al tiro e va a segno da 2 punti Dante Calabria, 23-20 il punteggio, primi 2 punti per Calabria. Davoglio in possesso di palla, Milic va a subire il fallo. Milic, vediamo a chi è stato fischiato il fallo. A Dante Calabria, capigliatura da rivedere quella di Dante Calabria, lo ricordavamo con un taglio Marin quando era a Trieste, decisamente più presentabile di questa capigliatura. Milic a segno con il primo tiro libero, 23-21 il punteggio, secondo punto per Milic, mai a segno fin qui dal campo, ma comunque utile a far commettere fallo agli avversari. 1 su 2 di Milic, poi Lonchar in qualche modo recupera il pallone, lo consegna a Bulleri, e ora c'è l'infrazione di 8 secondi da parte della Benetton Treviso, dunque si riprende con questo recupero da parte dell'Euro. Infrazione degli 8 secondi per superare la metà campo commessa da Bulleri e comunque dalla Benetton Treviso. Davoglio deve fare attenzione che ora ci possono essere 5 secondi, riesce a rimettere per Callahan, da questi a Rodney Monroe, sul quale difende Trojan Langdon. Su Davoglio invece c'è Massimo Bulleri, Langdon che è tornato in campo al posto di Edney. Davoglio esce da un blocco e riceve Monroe, va a tirare con Langdon addosso, Monroe lunga la sua conclusione. 1 minuto e 6 secondi al termine del primo quarto, 23 Benetton, 21 Euro. Calabria, sul quale difende Milic, su Bulleri c'è Davoglio, su Marconato c'è Callahan, mentre Fardo è sul Lonchar e Monroe è su Langdon. Bulleri raddoppiato molto bene, anzi pressato molto bene da Davoglio. Langdon va all'1 contro 1, evita la stoppata di Callahan ma sbaglia il tiro, recupera palla Davoglio, molto buono l'impatto di Davoglio, finta il tiro da 3, serve Fardo, va a giocare 1 contro 1 Fardo, serve molto bene, pallone per Milic che schiaccia. 23 pari, pareggia Milic, quarto punto per lui, primi punti dal campo, buonissimo l'assist di Diego Fajardo, va a impattare Marco Milic, 4 punti, primo canestro dal campo per Marco Milic. Calabria, passaporto italiano per Dante Calabria. Langdon batte Monroe, scarica in angolo per lo stesso Calabria, il pallone non giunge a destinazione. Rimessa in gioco per l'Euro, 13 secondi e 93 al termine del primo quarto che Roseto vuole terminare con un possesso, quindi un tiro. Davoglio per lo schema a corna, c'è il blocco alto di Milic, vediamo chi andrà alla conclusione. Davoglio penetra, scarica, poi c'è l'infrazione di passi di Lonchar sul tentativo di recupero. 2 secondi e 69, bisogna andare al tiro rapido ora da parte dell'Euro. Si incarica della rimessa Alessandro Davoglio, 23-23 il punteggio qui al Palaverde di Treviso, si asciuga il parquet. Milic va al tiro da 9 metri, Milic sbaglia ovviamente la conclusione, suona la sirena del primo quarto. Roseto è nettamente in scia, comunque alla Benetton, o meglio è in parità, come se la partita cominciasse adesso. 23 Benetton Treviso, 23 Euro Roseto al termine del primo quarto. È riuscito bene nel suo compito Roseto, principalmente quello di limitare il gioco in velocità della Benetton, che ha realizzato 23 punti in questo primo quarto. E ovviamente il gioco in velocità della Benetton ha un nome e un cognome, il nome è Taius, il cognome è Esney, 4 punti fin qui per lui,
ma pochissimi punti in transizione. A mia memoria 2 punti in contropiede realizzati fin qui dalla Benetton. Roseto ha tirato molto bene di contro dall'arco dei 6,25, è andata a segno 4 volte con Davoglio, 2 volte con Rannicco, 1 volta con Radosevic in apertura. Radosevic che partendo in quintetto ha realizzato 6 punti nel primo minuto, poi un po' calato, ma un po' tutti hanno dato un piccolo mattoncino alla causa, da Davis a Fajardo che ha commesso 2 falli, soprattutto a Davoglio. Ottimo il suo impatto sia in difesa che in attacco, dove ha timbrato il cartellino con una tripla, mentre Monroe fin qui nell'unico tiro preso non ha avuto fortuna, ma il fatto solo di vederlo in campo è già un grande successo di per sé, per Melillo, per Roseto, per il padrone Enzo Madio, che prima di tutti ha voluto a Roseto. Rodney Monroe sta per chiudersi l'intervallo relativo al primo quarto qui dal Palaverde di Treviso. I sostenitori rosetani sono in alto sopra la panchina dell'Euro Roseto, saranno 40 in tutto, non di più. C'è già il quintetto dell'Euro al centro del campo, è tornato Rannicco per Davoglio, insieme a Rannicco giocano Monroe, Milic, Fajardo e Callan. Nella Benetton rientrano con il 17 Calabria, con il 9 Bulleri, con il 4 Nicola, con il 6 Trajan Langdon e con l'8 Denis Marconato. Ricordiamo ancora gli arbitri: Tola di Viterbo, Loguzzo di Pisa e Seghetti di Livorno. Si riparte da una situazione di parità, 23 Benetton Treviso, 23 Euro Roseto. Secondo quarto di gioco che inizia con la palla 2 alzata da Tola di Viterbo e conquistata da Fajardo. Inside, mano laterale, il primo schema chiamato da Teemu Rannicco, pallone per Milic, l'1 contro 1 di Milic, il passo d'incrocio, scarica per Callan, pallone per Monroe, arresto, tiro di Monroe, a segno Rodney Monroe, 23-25, vantaggio Euro, primi 2 punti per Rodney Monroe. Bulleri gli risponde dall'altra parte, poi c'è un fallo. Fischiato a Rannicco, del secondo fallo per Rannicco. 25-25 il punteggio. Anche per Bulleri come per Monroe sono i primi 2 punti della partita. Si riprende con una rimessa in zona di attacco per la Benetton effettuata da Bulleri per Langdon, va al tiro Langdon sull'opposizione di Monroe, va a segno 27-25, a segno Trajan Langdon, quinto punto personale per l'assassino dell'Alaska, come viene soprannominato fin dai tempi del college, Trajan Langdon. Monroe, palleggio, arresto, tiro morbido dall'angolo di Rodney Monroe che va nuovamente a impattare, 27-27, 4 punti consecutivi di Monroe per l'Euro. 4 canestri in questo primo minuto del secondo quarto. Nicola va al tiro da 3 e la sua mattonella, Nicola non sbaglia. 30 Benetton, 27 Euro Roseto per Nicola, la prima tripla della partita e il quinto punto personale. Rimessa in zona di attacco Euro con Davis che è pronto per tornare in campo al posto di Daniel Callan. In campo Benjamin Davis, si incarica della rimessa Teemu Rannicco, riceve Davis, da questi ancora Rannicco che sfrutta il blocco del compagno. Monroe esce da un blocco, riceve, su Monroe difende Calabria, si arresta in angolo per Davis che vuole giocare il pick and roll con il compagno. Monroe serve invece dentro per Fajardo che va al tiro, sbaglia Fajardo, scadono i 24 secondi, si riprende con una rimessa in zona difensiva per la Benetton Treviso. Buona azione difensiva per i verdi di Ettore Messina che applaude all'indirizzo della squadra. Quantunque se fosse andato dentro il tiro di Fajardo il canestro sarebbe stato buono, perché è scoccato prima che suonasse la sirena dei 24 secondi. Ovviamente non essendoci canestro la sirena suona e si riprende con la rimessa in zona difensiva già effettuata da Marconato per Bulleri, ancora Bulleri che riceve dallo stesso Marconato. Palleggio, arresto, tiro di Bulleri, a segno Massimo Bulleri, giocatore più migliorato a livello continentale secondo me nell'ultimo anno solare. Quarto punto per Bulleri, più 5 Benetton, parziale di 5-0 ed ora fallo dello stesso Massimo Bulleri.
classe 77, 25 anni, playmaker di 1,88 m, miglioratissimo il play da Cecina. Si incarica della rimessa Timo Rannicco, mentre si provvede ad asciugare il parquet nel punto in cui è caduto Bulleri, che cercava evidentemente un'azione di sfondamento da parte dell'avversario, azione di sfondamento che non c'era. 8 minuti 3 secondi al termine del secondo quarto. Milic, grandissimo numero di Marco Milic, signori, questi è Marco Milic, 32-29, 6 punti per Milic, meno 3 euro, 32 Benetton, 29 euro Roseto. Marconato, pallone in angolo per Calabria, da questi sotto per Langdon, va al tiro dalla media Langdon, sbaglia, rimbalzo di Milic, fischiano un fallo a Milic, Tolla di Viterbo. Primo fallo per lo sloveno Marco Milic, rimessa in zona di attacco per la Benetton. 7 minuti 43 secondi al termine del secondo quarto. Si incarica della rimessa Dante Calabria. Nicola, su Nicola difende Fajardo, mentre Davis è su Marconato. Bulleri, sul quale difende Rannicco. Milic è su Calabria e ovviamente Monroe è su Langdon. Bulleri va nel traffico, penetra, scarica per Nicola, il tiro da 3 di Nicola, questa volta non ha fortuna l'argentino. Rannicco, pallone per Fajardo, vuole giocare l'uno contro uno Fajardo, fa saltare Nicola, va al tiro, sbaglia, rimbalzo è di Milic, l'ultimo tocco è di Calabria, che però riesce a sbattere il pallone contro Milic e a recuperare lo stesso. L'errore di Bulleri, poi il rimbalzo è di Nicola, che va al tiro da 3, trova la tripla, fa esplodere il palo verde. Tripla di Nicola, 35-29, si arrabbia moltissimo Melillo, ottavo punto per Marcelo Nicola, 2 triple negli ultimi 2 minuti per lui, meno 6 euro, 6 minuti e 50 al termine del secondo quarto. Rannicco, fallo ora di Langdon su Milic, duello muscolare quello tra Trajan Langdon e Marco Milic. Torna Radosevic in campo, secondo fallo per Langdon. Sartori per Fajardo e Radosevic per Monroe nell'Euro. Monroe che deve essere gestito ovviamente con il misurino in questa sua prima apparizione. Rannicco esce da un blocco e riceve sulla rimessa effettuata da Radosevic, e ora lo stesso Radosevic, il quale difende Calabria. Il gioco a 2 con Sartori. Rannicco, 15 secondi per chiudere questa azione d'attacco, c'è tutto il tempo. Rannicco va in penetrazione, scarica per Sartori, carica la carabina Sartori, corta la sua conclusione, rimbalzo lungo di Bulleri. 6 minuti e 25. Nicola ancora, finta il tiro, passi di Nicola. Ho anche avuto il piacere di conoscere in vacanza durante un'estate Marcelo Nicola, ragazzo simpaticissimo, ma davvero con tutto l'affetto di questo mondo, se non avesse il tiro da 3 non so come potrebbe essere utilizzato su un campo da basket. Milic, ancora la grandissima azione di Milic, 35-31, uno dei giocatori più forti attualmente in circolazione in Italia, Marco Milic, 35-31, il suo ottavo punto personale. Langdon, sul quale difende ora Milic, pallone schiena canestro per Marconato, fuori per Bulleri, finta il tiro Bulleri, palleggia, pallone per Nicola, va al tiro da 3 Nicola, sbaglia, poi al rimbalzo il pallone arriva a Calabria che va a segno, ce n'è per 3 perché subisce anche fallo. Canestro buono e fallo di Milic, secondo fallo di Milic. Per Calabria quarto punto personale più un'opportunità dalla lunetta. 37-31 il punteggio. È tornato in campo Riccardo Pittis nella Benetton al posto di Langdon. Azione da 3 punti per Calabria. 38-31, massimo vantaggio della gara per l'uno e per l'altra squadra, e per la Benetton più 7 a 5 minuti e mezzo dalla fine del secondo quarto. Fallo di Calabria in ritardo su Milic.
Secondo fallo personale per Dante Calabria sul punteggio di 38-31 Benetton, più 7. Rimessa della quale si incarica Timu Rannicco. Cambia con Davis, ancora Rannicco in possesso di palla. Milic cerca di scaricare per Davis. La deviazione di Pittis, rimessa in zona di attacco con 16 secondi per andare al tiro a disposizione dell'Euro. Sempre Rannicco che ha effettuato la rimessa all'indirizzo di Sartori. Radosevic penetra, scarica per Milic, cambia mano in area Milic, poi tenta il tap-in al volo Davis, non riescono entrambi a trovare il canestro ed è già dall'altra parte la Benetton con questo assist di Nicola per Pittis. Facile il canestro di Pittis, 40-31 più 9, vola ora la Benetton per Pittis, ottavo punto personale. Radosevic scarica per Milic, l'errore ancora di Milic, 2 errori consecutivi. Ottima questa volta l'azione di Radosevic, meno quella di Milic. Calabria penetra, scarica per Nicola, ancora sotto per Marconato, poi Sartori quasi va al recupero. La rimessa in zona di attacco per la Benetton. Time out Melillo, 14 secondi per chiudere l'azione d'attacco a disposizione della Benetton. Molto opportunamente Phil Melillo vuole parlarci su. Dal 27-27 il parziale di 13-4 in 4 minuti per la Benetton, che ha raggiunto il massimo vantaggio della gara sul più 9, 40-31, con un grandissimo Pittis, 8 punti. Ben assistito da Nicola, 2 triple in questo quarto, 8 punti anche per Nicola. Migliori marcatori della gara insieme a Marco Milic, che di punti ne ha segnati anche lui 8, ma ha sbagliato in una maniera anche abbastanza banale per un giocatore della sua classe e della sua tecnica gli ultimi 2 canestri della partita, entrambi in penetrazione, vale a dire il suo pane quotidiano, quello con cui può bussare a qualsiasi porta ed aprirla, scardinarla. Milic viene chiamato in panchina da Phil Melillo, al suo posto c'è Juan Manuel Moltedo. Torna praticamente il quintetto iniziale con l'unica eccezione di Sartori al posto di Faardo. Per Roseto giocano Rannicco, Moltedo, Radosevic, Sartori e Davis. 14 secondi per chiudere questa azione d'attacco a disposizione della formazione di Ettore Messina. Edney, un hesitation, poi brucia Rannicco, sbaglia ma recupera il pallone Pittis, non viene azzerato il cronometro delle 24. Pittis va alla penetrazione, subisce fallo da Sartori quando restavano 3 secondi sul cronometro. Sartori va a commettere il suo primo fallo personale, ci saranno 2 tiri liberi per Riccardo Pittis. La novità di Pittis è che sta facendo canestro dalla lunetta. 3 su 3 fin qui, non credo ai miei occhi. 4-24, 3 su 4, sbaglia un tiro libero Pittis, alleluia. 41-31, massimo vantaggio, più 10 Benetton, ma in doppia cifra il vantaggio dei verdi della Marca trevigiana. Rannicco, pallone per Moltedo, vuole il blocco di Davis. Moltedo tiene vivo il palleggio, poi cerca l'1 contro 1, va a cercare il sottomano e lo trova. Primi 2 punti per Juan Manuel Moltedo, azione molto lavorata questa di Moltedo, ma sono i primi 2 punti della sua partita, potrebbero sbloccare il giocatore uruguagio che è partito dal quintetto, non ha avuto un buon impatto sulla gara. Pittis chiede il taglio di Calabria, poi serve molto bene sotto Marconato, l'ultimo tocco dovrebbe essere di Davis secondo gli arbitri. Rimessa in zona di attacco Benetton, esce Marconato, torna in campo Kresimir Lončar nella Benetton, gestisce come al solito davvero sommelier i suoi cambi e quindi la sua panchina Ettore Messina, centellinando questo e quel giocatore. La rimessa è completamente sbagliata, non raggiunge la destinazione voluta, quella di Nicola. Palla recuperata dall'Euro, 3 minuti e 40, 41-33, più 8 per la Benetton, che però è chiamata a difendere su questo attacco dell'Euro. Moltedo porta Calabria sul blocco di Sartori, va ancora all'1 contro 1, serve Sartori, pallone per Rannicco,
in angolo per Radosevic, ha spazio per la tripla e la trova Miroslav Radosevic, da 2 dicono gli arbitri. 41-35, ottavo punto per Radosevic. Ancora un pallone perso, un'incomprensione della Benetton in attacco, pallone recuperato dall'Euro, time out Messina questa volta, parziale di 4-0, Euro che torna da -10 a -6 e palla in mano. Ettore Messina, il coach che ha scritto una pagina di storia importantissima alla Virtus Bologna e ultimamente è stato premiato anche con una laurea honoris causa, oltre alla laurea che ha già e ha conquistato sui banchi di scuola prima e all'università poi. Il grande Ettore Messina, grandissimo comunicatore oltre che grandissimo allenatore, è costretto a chiamare time out, a parlare su, dopo 2 incomprensioni consecutive dei suoi ragazzi in attacco che hanno consentito prima un canestro di Radosevic ed ora questo recupero all'Euro, che sta comunque giocandosi la sua partita qui al Palaverde di Treviso, dove 2 settimane fa è caduta pesantemente la Virtus Roma, altra formazione seconda in classifica, subissata e punita con un parziale superiore ai 20 punti, con un passivo superiore ai 20 punti la formazione di Bucchi. L'Euro fin qui se la sta giocando da pari a pari con la Benetton. Rannicco, Sartori, pallone per Moltedo, esce da un blocco e riceve Sartori, va a tirare con Nicola addosso, Sartori da 3 punti, 41-38, primi 3 punti per Mauro Sartori che è di Treviso, parziale aperto di 7-0 per l'Euro che risale da -10 a -3, 41-38 sulla penetrazione di Edney, c'è il fallo di Sartori. Secondo fallo Sartori, esce Rannicco, torna in campo Davoglio nell'Euro. Ha un polso, il polso sinistro fasciato Timo Rannicco, 2 tiri liberi per Tyus Edney. A segno con il primo Edney, quinto punto personale. 6 punti, 43-38 per Tyus Edney. Davoglio, 2 minuti e mezzo al termine del secondo quarto. Sartori, Davoglio, passa sul blocco di Sartori, in angolo per Radosevic, la penetrazione di Radosevic, lo scarico per Davoglio, Sartori va al tiro da 3, non va, poi al rimbalzo Lonchar batte Davis. Peccato, buona circolazione con Davoglio che aveva pescato molto bene Sartori, penetra e scarica Bulleri, pallone per Nicola, palleggio, hesitation, servizio per Pittis, cerca l'1 contro 1 Pittis, la palla viene deviata oltre la linea di fondo da Davis, rimessa in zona d'attacco per la Benetton, 8 secondi per andare al tiro a disposizione della formazione in maglia verde, 2 minuti e 3 secondi alla fine del secondo quarto. Il sottomano sbagliato di Nicola, l'ingenuità di Davis che regala palla a Lonchar e poi c'è un fischio degli arbitri. Credo 3 secondi a qualche giocatore della Benetton, credo 3 secondi siano stati fischiati. Roseto in attacco comunque con Davoglio, eravamo impallati da uno degli arbitri che era a metà campo, ora c'è il fallo fischiato a Pittis, terzo fallo di Pittis, guardate come al solito gesti plateali, io ricordo quando questi gesti li faceva Mario Boni era quasi sempre tecnico. A Pittis forse per la serietà imposta dal suo capello brizzolato è concesso tutto. Milic, effettuata la rimessa da Davoglio, chiedo scusa, non da Milic, per Sartori, ancora Davoglio in possesso di palla, esce da un blocco e riceve Moltedo, va al tiro da 3 punti Moltedo, sbaglia, il fallo è di Bulleri, poi Tola pretende che Bulleri alzi la mano. Questo è il secondo fallo di Bulleri, ci sono 3 tiri liberi per Moltedo.
3 tiri liberi per Moltedo, 1 minuto e 36 secondi. Sbaglia il primo Moltedo. Aveva cominciato benissimo dalla lunetta la stagione Moltedo. A segno con il secondo, 43-39. Terzo punto personale, 4 punti, 43-40. 4 punti Moltedo. 1 minuto e mezzo al termine del secondo quarto, meno 3 euro, 43 Benetton, 40 euro Roseto. Calabria. Edney. Ottima la difesa di Davoglio, ottima la difesa di Davoglio, poi non riescono i giocatori dell'Euro a recuperare palla. Bulleri sbaglia, rimbalzo però ancora di Calabria. Terza opportunità consecutiva per la Benetton, 1 minuto e 5 secondi all'intervallo. Edney va in traffico ma c'è sempre pronto il raddoppio. Lonchar va al tiro, trova il canestro Lonchar. 45-40. A segno Lonchar, quarto punto personale, meno 5 euro. Peccato, per 2 volte l'Euro ha avuto l'opportunità di recuperare palla. Radosevic. Grande azione di Radosevic, passi, peccato. Peccato, infrazione di passi di Radosevic. Edney, 35 secondi all'intervallo. Tyus Edney, sul quale difende Davoglio, devo dire fin qui in maniera maestosa Alessandro Davoglio. La penetrazione, il numero di Edney, una magia. 47-40, ottavo punto per Tyus Edney. 17 secondi al termine del secondo quarto. L'Euro avrà l'ultimo possesso. Alessandro Davoglio. Radosevic, 5 secondi, 4-3, Radosevic va al tiro da 2, lo sbaglia, Lonchar, Edney, va al tiro da metà campo Edney, pessima scelta da parte di Radosevic che casomai doveva sparare prima da 3 punti, poi si è trovato con il cronometro che praticamente gli contava sopra, gli incombeva su di lui. Termina il secondo quarto, dunque a metà gara si va all'intervallo con Roseto in ritardo di 7 punti, 47-40, grazie a un parziale positivo di 4-0 per la Benetton negli ultimissimi secondi di questa contesa. Roseto comunque è in partita, ha chiuso in parità il primo quarto 23-23 e a meno 7 all'intervallo, 47-40, quindi a Palaverde di Treviso ci aspettano 20 minuti da vivere come al solito in apnea, perché Roseto è viva e se la sta giocando da pari a pari con i campioni d'Italia, con la capolista Benetton Treviso. È tutto qui dal Palaverde di Treviso per i primi 20 minuti di partita. Ribadisco il parziale di metà gara: Benetton Treviso 47, Euro Roseto 40. Note di ricominciamo il successo di Adriano Pappalardo, simpatico tra l'altro, messo su dallo speaker del Palaverde. Si inizia dopo l'intervallo la seconda parte di gara tra Benetton Treviso e Euro Roseto. Si riparte da una situazione di 47-40. Chi vi parla è sempre Giorgio Pomponi per ATV7 e TV6. Edney va subito in slalom a realizzare il +9 Treviso per Tyus Edney, il 10° punto personale, è il primo giocatore. Rannicco gli risponde immediatamente, 49-42. Ancora Edney, va in traffico, c'è il fallo di Sartori. Rannicco 8 punti personali, primo giocatore ad andare in doppia cifra. Tyus Edney 4 su 6 da 2, 0 su 1 da 3. Rimessa in zona di attacco Benetton. Edney, pallone per Langdon, va al tiro Trajan Langdon, sbagliato, rimbalzo di Fajardo, l'apertura è per Rannicco insieme a Radosevic, Milic, Fajardo e Sartori, il quintetto dell'Euro. Milic, grande movimento di Milic che va a realizzare 49-44, va in doppia cifra anche Milic. 4-0 di parziale Euro che ora ha meno 5. 9 minuti e 5 secondi al termine del terzo quarto. Calabria, assist per un solissimo Marconato, 51-44, l'assist è di Calabria, il canestro è di Marconato, 6 punti per Denis Marconato. Fajardo, pallone per Rannicco, perde palla Rannicco, poi cammina spalla a spalla con Edney, sbaglia Edney, buona la difesa di Rannicco, recupera palla Radosevic, Rannicco, Milic, schiaccia Milic, 51-46, 12 punti Milic,
Prima una fesseria di Rannicco, poi un buon recupero di Teemu Rannicco che ha costretto l'errore Edney. Bravo Radosevic a scatenare il contropiede. Rannicco ha servito un assist scacciato per Milic che ha schiacciato. Meno 5 euro, 51,46. Marconato, pallone per Calabria. Nicola, prende il tiro da 2, Nicola, corto, rimbalzo di Rannicco, subito l'apertura per Milic. Ancora la schiacciata potente di Milic, 51,48. 6 punti in 2 minuti di Milic, 14 punti per lui, meno 3 euro, 7,59 da giocare. Edney. Ancora l'assist per Marconato e ancora la schiacciata di Marconato. 53,48, 2 assist di cui Marconato ha beneficiato, 8 punti per lui, ha già raddoppiato il bottino che aveva messo insieme nella prima parte della gara. Radosevic va alla penetrazione, scarica per Fajardo, la stoppata di Marconato, poi l'ultimo tocco di un giocatore dell'Euro secondo gli arbitri e time out Filmelillo sul punteggio di 53,48, 7,22 al termine di questo terzo quarto. Roseto Cema deve fare attenzione a non sprecare nulla in attacco perché questa Benetton non ti perdona assolutamente nulla. Leggendo le cifre di metà gara vediamo come la Benetton ha tirato meglio da 2, 59% contro 50%, Roseto ha tirato meglio da 3, 45% contro il 33%, 82% dalla lunetta Benetton, 63% l'Euro. Situazione falli, 13 commessi da Roseto, 8 dalla Benetton, ma è preoccupante il dato rimbalzi con un parziale che a metà gara vede la Benetton con il doppio dei rimbalzi dell'Euro, 22-11, ben 8 rimbalzi offensivi, dato che ha preso corpo soprattutto nel secondo quarto, perché nel primo quarto la situazione era di 9 rimbalzi Treviso, 8 rimbalzi Roseto. Nel secondo quarto Treviso è salita da 9 a 22, quindi ha conquistato 13 rimbalzi, 6 in attacco. Roseto da 8 a 11, appena 3 rimbalzi, uno solo in attacco, e questo è il dato che più preoccupa e che deve far impegnare i lunghi rosetani. Sapevamo fin dalla vigilia che Roseto soffre quando una squadra ha lunghi particolarmente dotati fisicamente. Marconato è 2,11, Lonchar è 2,10, quindi questi sono i lunghi cui Roseto oppone i 2,3 metri di Davis e poco altro, i 2,7 di Fardo che però non ha peso muscolarmente. Langdon va al tiro, sbaglia, rimbalzo di Fajardo. Rannicco, 7 minuti 4 secondi, Milic vuole l'uno contro uno, scarica in angolo per Radosevic, piede a terra, bomba di Radosevic, bomba di Radosevic, bomba di Radosevic, bomba di Radosevic. 53-51 per Radosevic, 11 punti personali, terza tripla per lui. Marconato gli tocca il pallone, Fajardo, poi Rannicco si tuffa generosamente sulla sfera, non riesce però se non ad accompagnarla fuori. 8 secondi per andare al tiro a disposizione della Benetton, esce Nicola, entra Pittis nella Benetton Treviso. Roseto è lì e questa è la notizia più bella di questa partita. 6 minuti e 41 al termine del terzo quarto, meno 2 per la formazione di Filmelillo. Pittis va al tiro da 2, pallone che si arrampica sul ferro, tocca il tabellone dei 24, rimessa Euro, 6 minuti e 35, meno 2, Euro e palla in mano, gestita da Teemu Rannicco, da Turku, Finlandia, mano bassa, end down, lo schema chiamato da Teemu Rannicco. Milic, su Milic difende Calabria, Fajardo va al tiro da 3, Fajardo, completamente sbagliata la conclusione di Fajardo. Penetra e scarica Edney, Calabria va al tiro da 3, tripla di Calabria, puniti. Bisogna giocare con la testa, signori, con la testa. Ottavo punto per Dante Calabria. Radosevic, non era Fajardo che doveva prendere quel tiro. Sartori, lui sì può prenderlo, peccato non va, Milic vola in cielo, il paradiso non può attendere Marco Milic che va a realizzare il 16° punto personale. 8 punti in 5 minuti scarsi per Milic. Mamma mia Marco Milic, Calabria, Edney, 56-53, Marconato, Langdon,
penetra e scarica per Edney, Marconato, finta il tiro, scarica per Langdon, va il tiro da 3 Langdon, sbaglia, rimbalzo di Radosevic. Porta avanti palla Radosevic, giocare con la testa, fa bene Radosevic a fermarsi. 5 minuti e 9 secondi, meno 3 euro, palla nelle mani di Radosevic, da questi a Rannicco, sfrutta il blocco di Fardo, gioca 2 proprio con Fardo, c'è l'aiuto su Fardo che riesce a scaricare per Radosevic che va a tirare da sotto, si trova un ostacolo che è quello di un giocatore della Benetton a terra, Pittis per la precisione, sbaglia Radosevic, poi l'errore sul tiro di Edney c'è il fallo intelligentemente speso da Rannicco. Intelligente questo fallo di Rannicco, cambio euro, torna in campo Benjamin Davis, cambio anche Benetton, torna in campo Bulleri per Langdon, quindi Bulleri e Edney giocano insieme della Benetton, fuori Fardo, dentro Davis nell'euro, tiri liberi per Tyus Edney. A segno con il primo Edney, 11° punto personale, 57-53. Uno su 2, rimbalzo di Milic. Porta avanti palla ora Marko Milic, sul quale c'è Pittis ora, Radosevic. Penetra, scarica per Davis, la sua posizione, Davis sbaglia, poi vola bene al rimbalzo, prende la stoppata da Marconato una volta, la seconda volta va a rimediare un fallo. Dallo stesso Marconato. Fallo di Marconato, 2 tiri liberi per Benjamin Davis. Due punti fin qui per Davis, 1 su 3 al tiro. Quattro minuti e mezzo al termine del terzo quarto. A segno con il primo, 57-54. 3.700 spettatori qui al Palaverde per questo incontro di cartello. 2 su 2 Davis, 4 punti per lui, 57-55. Edney, meno 2 euro. Edney, pallone per Calabria, sul quale difende Milic. Vuole giocare 1 contro 1 Calabria, riesce a scaricare per Edney, 6 secondi per chiudere questa azione offensiva a disposizione della Benetton. C'è ancora un fallo della difesa dell'Euro. Il fallo è di Rannicco. Quarto fallo Rannicco. Ed entra Davoglio al posto di Rannicco. Davoglio dunque su Edney ora. Calabria. Su Calabria in questa occasione c'era Sartori, Pittis riesce a tenere il possesso. Va ancora la penetrazione, la stoppata di Sartori è irregolare. Quarto fallo anche per Sartori. Pittis in lunetta, quarto fallo anche per Sartori. In lunetta Riccardo Pittis, 9 punti nei primi 2 quarti per Pittis. Sbaglia ora dalla lunetta. Riccardo Pittis, classe 68, 1 su 2, va in doppia cifra, 10 punti Pittis, 58-55. Davoglio porta avanti palla, Davis ancora Davoglio. Milic, sul quale difende Langdon ora. Passi di Milic. Infrazione di passi. Rischiata a Marko Milic.
Palla recuperata dall'Euro, dalla Benetton, 58-55 il punteggio, 3:44 al termine del terzo quarto. La pressione a tutto campo di Davoglio su Edney. Palla recuperata da Davoglio e Sartori. Milic va a realizzare cost to cost di Milic. Che giocatore Marco Milic, 18 punti, 10 in questo quarto. Chapeau per Marco Milic. Bulleri, la penetrazione, l'arresto, il tiro di Bulleri, morbida la sua mano, 60-57. Massimo Bulleri, 6 punti per lui. Radosevic va al tiro, Radosevic, brutta scelta di Radosevic, bruttissima, si alza Moltedo. Palla dell'Euro, l'aveva toccata Pittis per ultimo, no, viene assegnata la Benetton. Doppio cambio per l'Euro, si profila l'ingresso di Moltedo come detto, ma anche di Callan. Radosevic ha fatto una scelta assolutamente intempestiva prima. Edney, la penetrazione di Edney, il fallo su Edney, netto, credo sia di Davis. Fallo di Davis, 2 tiri liberi per Edney a 2:52. Escono Radosevic e Sartori, entrano Callan e Moltedo. Fin qui ci sono 11 punti per Edney, diventano 12 con il primo tiro libero realizzato, ne ha un secondo a disposizione il piccolo 1,78 m, play statunitense. 2 su 2, 13 punti per Edney, 62-57, più 5 Benetton. Porta avanti palla Davoglio, sfrutta il blocco di Callan, l'aiuto al recupero di Pittis. Callan, pallone per Moltedo, chiede palla, la riceve Davis, da questi a Milic, l'uno contro uno di Milic, il tiro sbagliato, a rimbalzo ancora Milic, il più veloce di tutti, sbaglia ma recupera ancora il rimbalzo, poi gli strappa letteralmente il pallone dalle mani Langdon. Peccato. Bulleri per Pittis, peccato. 62-57, opportunità che sfuma per l'Euro. Edney recupera palla Davoglio, grandissima difesa di Davoglio. Che impatto sulla gara, signori. Moltedo, il fallo di Bulleri su Moltedo. Grandissima difesa di Alessandro Davoglio, grandissima partita di Davoglio. Monroe pronto, Monroe, entra Marconato, ed esce Edney. Pensate, alza incredibilmente il quintetto Messina, dall'altra parte esce Milic, entra Monroe, lo abbassa Phil Melillo. Monroe ha fintato il tiro da 3, poi riesce a servire Moltedo, vuole l'uno contro uno Moltedo, gli ruba palla Pittis, la recupera Callan, da questi a Monroe. Davis dall'angolo prende il tiro corto, partitaccia di Davis, partitaccia ancora di Benjamin Davis. Pittis, Nicola gioca a 2 con Pittis ancora, Pittis va al segno. Quando può giocare così la Benetton la si può solo applaudire. Per Pittis 12 punti personali, il canestro per metà di Nicola con un assist al bacio. Monroe, su Monroe difende Langdon, non trova il varco per la penetrazione. Monroe riesce a servire Davis, ancora Monroe in possesso di palla, spara da 8 metri Monroe, sbaglia, poi al rimbalzo Pittis, ancora lui, salta più in alto di tutti. Non bisogna disunirsi ora, non bisogna disunirsi. 5 basso, 1 minuto al termine, è scesa a -7 l'Euro dopo essere stata anche a -1 sul 58-57, parziale di 6-0, aperto. Marconato, si gira sul piede perno, va al tiro, corto, il rimbalzo lungo alla fine di Davis. Davoglio corre sulla linea laterale, supera la metà campo, poi chiama l'attacco alla difesa schierata. Moltedo, ancora Davoglio, palla a canestro, riceve Monroe, carica per Davis, pallone per Moltedo, finta il tiro Moltedo, penetrazione, cerca lo scarico per Callan, un solo secondo per andare al tiro.
un solo secondo per andare al tiro. Si sta complicando la vita l'Euro. Moltedo va al tiro da 3, non va, cadono i 24, palla recuperata dalla Benetton. Gli applausi del pubblico del Palaverde di Fede Trevigiana sono ovviamente per la formazione in maglia verde. 6-0 di parziale, Roseto non segna da oltre 2 minuti, dal 58 al 57 con Milic che ha segnato 10 punti dei 17 segnati dall'Euro in questo quarto. Pittis, il fallo di Moltedo. Ancora in lunetta Riccardino Pittis a 5 secondi e 35 dal termine di questo terzo quarto. Pittis fa canestro dalla lunetta. 13° punto personale. 14 punti più 9, 66 a 57, 8-0 di parziale. Fallo su Davoglio, il fallo è di Nicola, non ci sono tiri perché non può tirare, non ha esaurito il bonus la Benetton Treviso. L'Euro lo aveva fatto abbondantemente, torna Sartori per Callan per cercare un tiro da 3, 2 secondi e 81. Monroe va al tiro, sbaglia Monroe, termina sul 66 a 57 il terzo quarto di gioco, meno 9 per l'Euro Roseto, dopo che aveva ricucito lo strappo di metà gara portandosi a meno 1 sul 58 a 57. Ha chiuso purtroppo il quarto con un parziale di 8-0, non riuscendo a segnare negli ultimi 3 minuti, da quando cioè Milic aveva segnato il 58 a 57, parziale di 8-0 sancito da Pittis, Bulleri e Edney. 4 punti di Pittis, 2 di Edney, 2 di Bulleri. Per Roseto finito di segnare Milic, purtroppo si è un po' spenta la luce. Milic autentico metronomo offensivo dell'Euro. C'è anche la situazione falli di cui bisogna tener conto, con l'Euro che ha Rannicco gravato di 4 falli. E Sartori. L'ultimo quarto inizia da una situazione di vantaggio per la Benetton, 66 a 57, maturata, e lo diciamo con una punta di rammarico, molto più di una punta di rammarico, con una gestione un po' dissennata degli ultimi 3 minuti di questo terzo quarto, che ha visto l'Euro precipitare dal 58-57 al 66-57 con un parziale di 8-0. Il colpo è come se avessero messo un coperchio sul canestro della Benetton Treviso, a parte Milic che riparte nel quintetto di questo ultimo quarto insieme a Rannicco che ha 4 falli, Radosevic, Milic, Callan e Davis. Ci sono Bulleri, Langdon, Nicola, Pittis e Marconato nella Benetton, quindi Bulleri play, Langdon guardia, Pittis 3. Primo pallone conquistato da Marconato, Pittis in possesso di palla, sotto canestro Nicola, eccolo, e Marconato sul quale ora difende Callan. Il tiro da 3 di Langdon a segno. 69 a 57, tripla dell'assassino dell'Alaska. Ora sapete perché lo chiamano così, perché lui ha segnato poco questa sera, solo 8 punti, ma ha fatto i canestri importanti. Milic penetra e scarica per Rannicco, spara Rannicco da 3, sbaglia, Milic al volo Milic. 69 a 59, 20° punto di Milic, ventello per lui, sempre solo lui. Langdon scarica per Nicola, Langdon in angolo, la penetrazione, lo scarico per Nicola, pallone per Pittis che allunga la falcata, si distende da gran giocatore qual è. 71 a 59, 16 punti Pittis. Che partita anche per Riccardino.
zona Treviso. Rannicco penetra, scarica in angolo per Radosevic, spara Radosevic da 3, sbaglia, poi Nicola vola, credo sulle spalle di Callan, perché Nicola è il giocatore che non salta la Gazzetta dello Sport. Langdon va al tiro da 3, rapido, Langdon, stanno ammazzando la partita ora. 74-59, ancora la tripla di Langdon che sale a quota 11, 16-2 di parziale ed ora è meno 15 euro. Time out, Phil Melillo che aspetta con le mani appoggiate sui fianchi i suoi giocatori, non è affatto contento di questi ultimi 5 minuti di partita nei quali l'Euro ha segnato solo 2 punti con Milic che ha segnato 14 degli ultimi 19 punti dell'Euro. Treviso che ha più 15 ora, Langdon 2 triple più un canestro di Pittis, parziale aperto di 16-2 dal 27esimo al 32esimo di questa partita, parziale che ha scavato il solco risvegliando Roseto per il momento in maniera anche brutale dal sogno di giocarsi la partita fino all'ultimo tiro o giù di lì. Adesso, se è vero che non bisognava farsi troppe illusioni, è anche vero che non bisogna mai arrendersi e costituirsi davanti a quella che viene sbandierata come una superiorità oggettiva. Da 3 punti Rannicco, eccolo qui, la strada è questa, da 3 Timo Rannicco, 74-62. Rannicco ha 4 falli ma ha carattere da vendere, 11° punto per lui. Terza tripla, Langdon ancora, questa volta sbaglia, rimbalzo di Rannicco. Radosevic, Milic, 7 minuti e 48 alla fine della gara. Marco Milic passa sul blocco di Davis, penetra e scarica in angolo per Radosevic, da 3 Radosevic e fallo, da 3 è fallo, da 3 è fallo di Langdon, da 3 è fallo di Trajan Langdon. Tripla di Miroslav Radosevic, tiro libero aggiuntivo. 14 per Radosevic, 3 su 5 da 3, tiro libero aggiuntivo per Miroslav Radosevic, 74-65. Sbaglia, tiro libero aggiuntivo Radosevic. Torna a meno 9 l'Euro, parziale di 6-0. 7-27, lo scarico per Pittis di Marconato, non raggiunge la destinazione, Marconato va al tiro dalla media, trova il canestro. 76-65, assegno Marconato, 10 punti per lui, va in doppia cifra anche Marconato. Rannicco, sempre zona Treviso, Milic, carica in angolo per Rannicco, sul quale difende Bulleri, pallone per Radosevic. 9 secondi per andare al tiro, Radosevic lo trova da 2, 76-67, ancora a segno Miroslav Radosevic, 16 punti per lui. E lì Roseto scende sotto la doppia cifra, meno 9. Pittis, Marconato è solo, va a schiacciare Marconato e poi si arrabbia con Davis che era addirittura andato via. Redarguito pesantemente Davis sia da Milic che da Radosevic e Melillo lo cambia. Imbarazzante difesa di Davis, imbarazzante difesa di Davis, imbarazzante difesa di Davis su Marconato. Fajardo a segno 78-69 per Fajardo, quarto punto personale, meno 9 euro, 6 minuti e 10. Nicola sullo scarico, il più veloce Milic che vola lui in transizione ora,
va a sbagliare, il fallo è di Nicola stesso. 2 tiri per Milic. Il lunetta Milic, 78-69. Sbaglia il primo Milic, purtroppo ha questo tallone d'Achille, qualcosa deve pure sbagliare uno come Milic. 2 su 5 dalla lunetta, 8 su 14 dal campo, 5 rimbalzi, 3 assist. Marco Milic, 78-70, 21 punti. Meno 7 euro, da meno 15, meno 7. Non muore mai l'euro. Edney, ancora il gioco alto-basso per Marconato, al segno Marconato, fallo di Callan. E bisogna fare fallo, bisogna staccargli di tutte e due le braccia all'altezza del gomito. Time out Melillo. Purtroppo azione potenziale da 3 per Marconato. 80-70, dopo il time out chiamato da Phil Melillo ci sarà il tiro libero aggiuntivo per Denis Marconato. Non è cattiveria, assolutamente non è cattiveria dire che bisogna staccare un braccio a un giocatore, ovviamente è un eufemismo quello che noi usiamo, ma se si commette fallo con un giocatore completamente solo davanti al canestro bisogna fare in modo che non faccia canestro, oppure non bisogna commettere fallo. Delle due una, tutte e due purtroppo è sintomatico di una poca presenza alla gara, una scarsa presenza all'azione in quel momento, non alla gara, perché Roseto la gara la sta giocando alla grande, perché ha rischiato il tracollo, ha rischiato di venire travolta quando è scivolata a meno 15 dopo appena 2 minuti di questo ultimo quarto, è risalita fino a meno 7, ora è di nuovo a meno 10 con l'opportunità di andare a più 11 per Treviso, perché Marconato avrà il tiro libero aggiuntivo per il fallo di Callan. Marconato in lunetta, 80-70 il punteggio, 14 punti di Marconato fin qui. Diventano 15 i punti di Marconato, 81-70. 5 minuti e 45 al termine della gara. Più 11 Benetton, palla nelle mani di Timo Rannicco. Milic, Fajardo, finta il tiro, serve in angolo Callan, da questi a Milic, 8 secondi per andare al tiro. Milic cambia lato per Rannicco, la stoppata è di Marconato, un solo secondo per andare al tiro dell'Euro. Un solo secondo per andare al tiro. Non capiamo come possa essere suonata la sirena e il pallone non aveva ancora raggiunto la destinazione. Pazzesco, pazzesco, pazzesca gestione del cronometro degli ufficiali di campo. Dovrebbero vergognarsi e diventare rossi come le magliette che indossano questi signori. Pazzesco, pazzesco. La sirena ha suonato quando la rimessa non aveva ancora raggiunto il giocatore e sappiamo che la palla viene considerata viva solo al momento in cui tocca le mani del primo giocatore. Radosevic, sbaglia Radosevic, che sfortuna però, che sfortuna. Che sfortuna in questo possesso. Che sfortuna in questo possesso di Radosevic, peccato. Peccato. Edney, 81-70, 4:40 al termine della gara. Marconato e Edney giocano a due, Edney in traffico, la stoppata è di Callan, il recupero è di Milic. Ancora un errore del tavolo che con la palla già recuperata da Roseto lascia suonare il cronometro dei 24, sono 2 consecutivi. C'è bisogno che qualcuno svegli quelli del tavolo. Radosevic da 3 sbaglia, rimbalzo di Calabria, possesso di Edney, fallo di Milic, terzo fallo per Marco Milic. Pronto Marco Monroe a tornare, Rodney Monroe a tornare in campo al posto di Radosevic.
4 minuti e 21, meno 11 euro, palla nelle mani della Benetton. Troppe occasioni fallite, una con per grandissima sfortuna anche da Radosevic. È finito un tappino di bottiglia in campo, speriamo che nessuno si faccia male. Edney va al tiro sull'opposizione di Rannicco, il rimbalzo è di Fajardo sull'errore di Edney. Rannicco. C'era fallo sul pick and roll su Rannicco, pallone ancora recuperato dalla Benetton. Calabria va al tiro da 3, corto, rimbalzo lungo conquistato da Milic, che poi riesce in qualche modo a servire Fajardo. Da questi a Monroe, Callan, Monroe, Rannicco. 3 minuti e 33, sempre meno 11. Fajardo, 7 secondi per andare al tiro. Monroe passa sul blocco di Fardo, Monroe va fino in fondo, non c'è il canestro ma c'è il fallo del numero 17 Dante Calabria. Esce lo stesso Calabria ed entra Bulleri. Monroe in lunetta per 2 tiri liberi. Monroe 4 punti, sbaglia dalla lunetta il primo tiro libero. 3 su 6 al tiro, chiedo scusa, 2 su 6 al tiro per Monroe, 2 su 3 da 2, 0 su 3 da 3. 1 su 2 ora dalla lunetta, 5 punti per Monroe, 81 a 71, meno 10 euro, 3 minuti e 19 al termine della gara. 81 Benetton, 71 euro, 3 minuti e 10 ancora di speranze per l'Euro di potersi giocare guardando negli occhi la Benetton negli ultimi secondi della gara. Pittis, per me fallo in attacco di Pittis, per gli arbitri ovviamente fallo a favore di Pittis, fallo di Fajardo, terzo fallo di Fajardo. E il terzo fallo per lo spagnolo Diego Fajardo, rimessa in zona di attacco per la Benetton. Terzo fallo di squadra per l'Euro, così come 3 falli di squadra ha commesso la Benetton. Langdon raddoppiato da Milic e Callan, riesce a servire Marco Nato, da questi a Pittis, cerca l'1 contro 1 Pittis, riesce a servire Trajan Langdon che cerca di bruciare Monroe. Edney, l'aiuto di Rannicco è falloso, quinto fallo di Rannicco. Che è molto dispiaciuto, va in panchina Timo Rannicco, giocatore generosissimo oltre che bravo e giovane anche Timo Rannicco, appena 22 anni. Langdon da 3, sbaglia questa volta, l'ultimo tocco è di Bulleri. La rimessa effettuata da Fardo per Davoglio, lo schema corna, 2 minuti e 39, meno 10 euro, palla in mano, ci vorrebbe una tripla ora. Da 2 Monroe va a segno, 81-73, meno 8, settimo punto per Rodney Monroe. Se lo prendesse una transagonistica non sarebbe male. Langdon, 2 minuti e 15 al termine della gara, 10 secondi per chiudere l'azione offensiva. Milic, commette fallo Milic. In lunetta andrà Trajan Langdon. Quarto fallo Milic, timeout chiedo scusa Messina. Melillo ha già esaurito i suoi 2 timeout di questo ultimo quarto. 2 minuti e 12 al termine della gara, 81-73 il punteggio qui al Palaverde di Treviso. Alla ripresa del gioco ci sarà in lunetta Trajan Langdon per 2 tiri liberi. Langdon che ha 11 punti e che ha scavato il solco decisivo all'inizio di questo ultimo quarto con 2 traccianti, 2 triple nei primi 2 minuti. Ha fatto poco altro nel corso di questa partita, ma l'assassino dell'Alaska è questo. Uno che può fare tanti punti ma può farne anche pochi, chirurgici. In questo caso i suoi sono stati punti importanti. Langdon che aveva
dopo 3 quarti, 0 su 4 da 3, ha messo 2 triple in questo ultimo quarto, pensate un po'. E ora andrà in lunetta con 2 tiri liberi a disposizione. Roseto chiude questa gara con Davoglio, Monroe, Milic, Sartori e Callahan. Spera che da Monroe e Sartori possa arrivargli qualche canestro da 3 punti e da Milic qualche sprazzo della sua immensa classe. A segno con il primo Langdon, 82-73, 12 punti, 1 su 2, rimbalzo di Sartori. Meno 9 euro, palla in mano, Davoglio, Milic, vuole l'1 contro 1 Milic, carica dall'altro lato per Monroe, va al tiro, Monroe da 3, tripla di Monroe, 82-76, 10 punti per Rodney Monroe. Meno 6 euro, ultimo minuto e 50 secondi della partita. Bibi fino in fondo, poi Bulleri riesce a deviare questo rimbalzo nelle mani di Pittis. Langdon, Bulleri, la penetrazione di Bulleri, segno Bulleri, 84-76, Bulleri a segno, canestro pesantissimo, 8º punto per lui. La stoppata ai danni di Rodney Monroe ora. Langdon 1 minuto e 10 al termine della gara, Monroe voleva andare a schiacciare, Edney sbaglia, il fallo è di Davoglio. Andrea Lunetta, Tyus Edney. Tredicesimo punto con il primo personale per Edney, anzi 14esimo punto per Edney, 2 su 2, 15 punti Edney, 86-76, nuovamente più 10 con un parziale di 4-0, peccato davvero, ultimo minuto, Milic, Sartori, l'ultimo tocco è di Pittis, rimessa in zona di attacco Euro, 12 secondi per chiudere questa azione d'attacco. Grande onore, grande merito comunque a questa Roseto che è venuta qui a Treviso e se l'è giocata fino alla fine. Davoglio, Monroe non ha un controllo felice, resta tuttavia in possesso della palla Monroe, penetra, scarica in angolo per Davoglio, fa il tiro da 3, Davoglio, tripla di Davoglio allo scadere, 86-79, 6 punti per Alessandro Davoglio, 2 triple per lui, buonissimo l'esordio di Davoglio. Roseto a meno 7 a 35 secondi dalla fine della partita. Edney vuol far scorrere il cronometro, Roseto sceglie di non commettere fallo su Edney, commettere fallo è comunque un suicidio. Marconato va al tiro dall'angolo, sbaglia, rimbalzo di Milic, fallo in mano a un euro, 20 secondi, Milic va al tiro da 3, sbaglia, Callahan e Milic conquistano il rimbalzo, Milic non si avvede che Bulleri è lì come un falco e va addirittura a schiacciare Massimo Bulleri. 88-79, Bulleri 10, è l'uomo che decide le partite. Pessa la linea Monroe, finisce qui la partita, 88-79, si scatena solo ora il pubblico del Palaverde. Esce Marconato, entra Lonchar, standing ovation per Denis Marconato, ma la Benetton ha dovuto attendere che mancassero 4 secondi alla fine della gara per poter alzare le braccia al cielo. Perde Roseto di 9 punti, 88-79, ma con l'onore delle armi, e noi applaudiamo quasi emozionati davanti alla prova di questa Euro che qui l'anno scorso ne aveva presi 45 per la precisione, 4-5, 45. Quest'anno la Benetton ha dovuto attendere gli ultimi secondi per alzare le mani al cielo, si era a meno 7 a 40 secondi dalla fine, palla in mano, poi sull'errore di Milic, il recupero di Bulleri che è andato a schiacciare, ha fissato il punteggio finale sull'88-79. Dobbiamo volare via in tutti i sensi perché ci aspetta il volo charter che ci riporterà a Roseto. Io vi ribadisco il risultato finale:
qui dal Palaverde di Treviso. La Benetton Treviso ha battuto l'Euro Roseto con il punteggio di 88-79. A tutti i telespettatori e le telespettatrici di ATV7 e TV6 da Giorgio Pomponi il più cordiale a risentirci.